Scatman's World. Come andare a Veneziano? Siamo su Valentino Rossi Game, siamo in carriera, pole position a Filippo Isola, ragazzi. Per pochissimo siamo in pole. Ragazzi, per il mondiale sarà durissima vincerlo perché abbiamo 3 gare, la differenza mi sembra, adesso non mi ricordo neanche più, forse più di 25 punti. Ma chiaramente la Moto 3 sappiamo che per noi è un po' un tabù. L'ho vinta solo una volta in tutta la mia carriera come indiana. Quindi insomma, vabbè, perché chiaramente la fai il primo anno devi prendere la mano, sei ancora un po' scarsetto e ci sta. Ricordo sempre che siamo tutto a cannone con la difficoltà e con la fisica, siamo senza TCS, siamo con Sara che in questa stagione siamo riusciti a conquistare un trofeo, nel senso la moto Sega non elettrica di Sara per l'Atric, quindi giro veloce, pole position e vittoria. Gli altri 2 trofei confermati, ma ce ne saranno altri probabilmente, è la vittoria di un mondiale qualsiasi, o 3, 2 o 1, e 10 vittorie in una stagione. Questo ragazzi assicuro che non è semplice, non è per niente semplice, anche se in realtà abbiamo 7 vittorie, quindi siamo diciamo ancora in corsa per questo trofeo qua, che è quello più prestigioso, che è proprio la trombata completa davanti, dietro, sopra, sotto e pompe varie. Vabbè. Il pompone invece è per la vittoria del campionato. Io reputo Sara reputa più difficile le 10 vittorie rispetto alla vittoria del mondiale. Vabbè, staremo a vedere. Ma si vocifera di... Ecco, tra siamo partiti ragazzi. Scusate se sono un po' deconcentrato, ma devo spiegare sta cosa. Che si vocifera un trofeo Platinum mondiale, vinci tutte le gare in una stagione. E per quello ragazzi, vabbè, insomma, ve lo spiego dopo. Il premio ve lo spiego dopo. O in un altro video, intanto andiamo. Filippo Isola, gara dove sono favorito a tratti, nel senso che ho fatto belle vittorie ma anche cadute rovinose, quindi staremo a vedere. Sarebbe bello fare 3 vittorie, ma qua Filippo Isola, Malahisia e Valencia per vincere il trofeo molto prestigioso. Ripeto, Sara vuole questo, allora tranquillizzatevi, insomma, teoricamente se vinci 10 gare vinci anche il mondiale, anche se in realtà non è detto, perché potrei vincere 3 gare consecutive, ma se mi arriva sempre secondo quel porco di Frena Fenati, comunque non vinco. Vai, non te la sfidare, stiamo guidando molto bene adesso. Per il momento non c'è storia. Non so se riusciamo a fare una bella vittoria in solitaria, che manca da un po'. Vai piccolo Kuma. Sto aspettando anche con ansia Formula 1, raga. Vinceranno anche visto che c'è il multiplayer a 22 giocatori, quindi questo cosa vuol dire, raga? Gare insieme. Dai piccolo Kuma, dai. Tiriamo fuori una grande prestazione oggi qui a Filippo Isola per la nostra Saretta. Primo giro andato. Qua possiamo fare l'Atric, signori. L'Atric cosa vuol dire? Un altro bel pippotto, che ne ho proprio bisogno ragazzi. Ho bisogno del pippotto di Sara. Primo giro completed nell'inglese di Madonna, ciao, di madrelingua come indiana. Vai Cumendone, vai Cume. Qua nell'oceano. No, stiamo veramente massacrando, ma stiamo massacrando Rosy Binder e Frena Fenati. Che ogni tanto chiaramente in MotoGP non sarà così, ragazzi, perché guardando anche un po' in giro sul tubo tanti si lamentano, è vero, sicuramente la difficoltà non è impossibile neanche al massimo, però la Moto3 è anche diversa, e poi secondo me insomma staremo a vedere, ma sono convinto che MotoGP non sarà così semplice. Tranne che qua è semplice, perché almeno per quanto mi riguarda io adesso non sono neanche primo nel mondiale, anzi è molto probabile che non lo... Insomma, è molto probabile non portarlo neanche a casa sto mondiale, scusate ragazzi. Eccola là, vedi che non devo parare in questa curva. Mamma mia, qua la scodata pura ho fatto. Scodata di una purezza quasi disarmante. Tanto dai, l'importante deve starmi tanto dietro, Frena Fenati. Dai, devi frenare, Fena.
Ma potevo anche non frenare, io invece. Mamma mia, che massacro per i miei avversari, signori. Che massacro. Non ci siete più. 1,6 comunque di vantaggio. Pensavo di più Honest Hour, molto Honest Hour. Oggi scusate se sono un po' vaneggiato più del solito, ma è un caldo asfissiante. Infatti anche il ventilatore si sente, mi dispiace ragazzi, ma non posso fare altrimenti purtroppo. C'è Bulletto Bulega secondo, me lo godo Bulletto Bulega. È un po' Bulletto Bulega. Siamo all'ultimo giro, attenzione, dobbiamo stare attenti perché stanno un po' recuperando. Ha guardato un secondo Bulletto Bulega. Una gara che sto dominando, non me la posso mangiare. Devo dire che mi sono mangiato diverse gare, forse potevo già tenere le 10 vittorie perché in realtà le 10 vittorie sono più facili in Moto 3 e in Moto 2 che in Moto GP. Quindi dovrei farcela in Moto 2, spero. Perché ho bisogno di una pompa di Sara, del pompone. Buono, buono, dai, dai, che abbiamo quasi finito sta gara. Attenzione all'ultima curva, quella che in MotoGP mi dà più problemi. Ho frenato un po' troppo, sono qua, attenzione. In realtà non è... l'ho dominata per 2 giri e adesso rischio. Rosy Binder secondo, la piccola Rosy. No, non sti errori adesso. E si va a vincere il Gran Premio d'Australia a Filippo Isola. Yes, yes, yes. Ottava vittoria stagionale, di poco, ma vinciamo. Wow! Grande Kuma, grandissimo Kuma. Andiamo a vedere il frena frenati, speriamo sia molto indietro. Quarto no. Non arriva l'Atric, porca puttana, peccato, però recuperiamo tanti punticini irridati, meno 14 a 2 gare dal termine, è quasi impossibile, ma io ci credo. Buono, buono, buono. Bella vittoria questa, mai messa in discussione, a parte nell'ultima curva, forse che l'ho un po' fatta un po' lentina, però ci siamo raga, ci siamo, andiamo con Bala Easy. Niente ragazzi, la Malesia è sempre una gara sfavorevole, se in Formula 1 è favorevole, MotoGP assolutamente no, 26esimi partiamo ragazzi. Con un tracciato bagnato, ho aspettato fino all'ultimo, ho fatto proprio un giro fino all'ultimo secondo, che la pista era più asciutta, ma niente da fare. Proprio non gira. Quindi le possibilità di fare le 10 vittorie nel mondiale sfumano. Perché comunque anche dopo se vinco a Valencia vado a 9 massimo. È chiaro che qua l'impianto del Qatar, insomma questo obiettivo si può fare. Di certo che il mondiale Moto 3 è andato purtroppo perché mi rendo conto che è impossibile. Non lo porto a casa, ho 14 punti in 2 gare, dovrei recuperare 7 punti a gara, io dovrei comunque per forza vincere tutte e due, qua non vinco, cioè dovrei fare un capolavoro che ragazzi dovete, cioè tutti quanti voi comprarmi una serata con Tori Black, cioè se vinco questa gara, ve lo dico, dovete fare una colletta e mi dovete far conoscere Tori a Seattle, dai. Andiamo ragazzi, rock and roll, Gran Premio di Malesia, fanculizzatevi tutti, dai. Vai Beppe, quel che succede succede. Io ci credo, non so cosa ma ci credo. Il tracciato è molto bagnato, qui in Malesia ragazzi sempre perturbazioni obese. Oddio, attenzione, subito caduto. Subito errore di veneziano che va già a compromettere tutto. Niente, proprio non ci siamo, non ci siamo. Mamma mia, errore dopo un minuto, dopo un secondo di gara. Ah, Dio Christiansen, attenzione qualcuno, però incredibilmente questa caduta non mi ha compromesso, cioè, le posizioni, alla fine siamo 26esimi, cioè, da dove siamo partiti, quindi facciamo finta di non aver superato nessuno in partenza. 23esimi. Caduta proprio subito vergognosa. No. Dai, come prova un internazzo puro, bravo, Kuma. Adesso vai di cambio di direzione commentianissimo. Bravi, un po' di sandwich e chi se ne fotte. 20esimo, cerchiamo di fare una gara dignitosa, almeno una rimonta, non dico stile Silverstone, no cos'era Silverstone, non mi ricordo neanche più cos'era. Forse Silverstone. Avevo buttato via una vittoria anche là, ne ho buttati via di vittoria. Ma
questo Fio, se non si usano i rewind è così, non si possono usare i rewind in un gioco di automobilismo barra motociclismo, non ha senso, cioè, come allora, cioè non esiste il colpo di scena, ragazzi, lo dovresti riavviare, anche se si ritira una vettura del computer, non ha proprio, cioè, scusate, ma cioè, il rewind non ha proprio senso. Siamo già 13esimi comunque con una caduta, ragazzi. Non ci credo, Beppe, dai che forse mi dovete fare la colletta. Se vinco, ragazzi, vorrei la colletta di Seattle, Regalatemi la giornata con Tori, ragazzi. Contattatela. Fate hashtag asbrega. Deve essere un hashtag inglese, però. Come Love Tori, non lo so, qualcosa, raga. Però solo se vinco dovete attrezzarvi per regalarmi almeno una foto con Tori. The my dream, in the my heart, in the my dick. Vai, vai. No, comunque no. Sta gara non penso di vincere. Voi comunque se volete fare un favore al Cume fatelo. Perché voi siete i cumendiani possono tutto, ragazzi. Anche esaudire questo desiderio della nostra Tori Black a Seattle. Per chi, insomma, per chi ignora l'esistenza di Tori, consiglio di andare su Google, scrivere Tori Black. Black come il colore. E penso che dopo come si dice, mi ringrazierete molto. Vai. Ottavi. Beh dai, hai fatto anche una buona rimonta, conto che sono caduto subito. Però la Malesia rimane un tabù, ragazzi. Un tabù in MotoGP abbastanza schifoso. Io non capisco il perché. Intanto spero sia arrivata Sara per deliziare chi mi ha suggerito quanti campionati ho vinto e tutto. Io l'ho detto 10 minuti. Mamma mia, questa è stata una scodata purissima. Dai, Kume Love Tori. Hashtag. Oppure beh, Sara, non è che sto snobbando Sara, però Sara chiaramente più la portata, insomma, la classica puttanella di strada, nel senso buono del termine, mentre c'è Tori che sboccia, abita a Seattle, in giro per il mondo. Non è semplice. Oddio, qua forse è stato un po' lungo. Dio santo. Niente, sta gara proprio non va. Il mondiale è andato, ragazzi, purtroppo, lo sapevo. Malesia, so che è una gara così. Certo, cadere 2 volte è brutto, però, un po' deconcentrato, si pensa troppo alla figa e troppo poco alla strada. Questi sono i risultati, ragazzi, d'altronde si sa. Un pelo di figa tira più di un carro di buoi. Lo sappiamo, quindi accettiamo la cosa. Finiamo male questa gara, cioè, non cadevo 2 volte, non so da quanto, cioè... consegniamo il mondiale a quel porco di Frena Frenati, lo consegniamo proprio su un piatto di cristallo, di platino proprio. Per carità l'ha meritato, è stato molto più continuo del sottoscritto. Però prossimo anno in Moto2 prevedo show, Voglio vincere in Moto2. In Moto2 avevo sempre vinto in un anno, deve essere così anche questo qua. E dopo classe regina. Dai raga, dai raga. Molto bene, molto bene. Siamo solo 12esimi, con 2 cadute, anche un miracolo perché... Però ecco, hanno tolto i ritiri, hanno tolto i guasti, questo mi è un po' dispiaciuto sinceramente, ragazzi, perché comunque... E poi sarebbe bello che se fai una caduta ti ritiri, come nella realtà, cioè nelle moto, nel 95% dei casi se cadi è finita. La milestone, la milestone. Mi doveva chiamare a me per provare MotoGP. Ma non per le abilità nella guida, ma per le chicche esterne. Cioè, tu fai la caduta e sei ritirato, almeno metti l'opzione, no? Per chi vuole il realismo assoluto. Una caduta, un ritiro. Creare quella suspense che serve in questi giochi qua, ragazzi, come Formula 1, cioè... Io sto pregando anche per i guasti, ragazzi, si mettono anche il motore che fuma, cioè, ciao, diventa best game in the world, in the tutto, proprio, in the tutto.
Vabbè, sta gara, ragazzi, perdonatemi, dai, ormai sapevo che il mondiale non era impossibile. Avevamo cazzeggiato un po', avevamo fatto una gran vittoria a Filippo Isla. Prossima video chiudiamo con Valencia e quelle cazzate là dei motorsport, motor show là. Quei rally là che hanno fatto, che fanno cagare secondo me. Questo è il mio pensiero, che non conta un cazzo, però è il mio pensiero. E finisce qua la gara della Malesia con un 12° posto un po' beffardo, abbiamo perso l'8° posto, quindi insomma 4 posizioni perse rispetto al mio best qua in questa gara di oggi. Va bene, dai, chi se ne fotte onestamente. Forse perdiamo anche il 2° posto, forse mi piacerebbe un po' di più. Vai. No, vabbè, sono arrivato di culo. Sono arrivato di culo, però siamo arrivati, questo è quello che conta. 12°. Terzi nel mondiale, a meno 10 anche da Rosi. Sì, dai, arriviamo probabilmente al 90% arriviamo terza, che se Valencia è una gara favorevole. Raga, un saluto del comandante veneziano. E niente, sfumati 2 obiettivi, vittoria di un mondiale per quest'anno e 10 vittorie stagionali. Ciao!